Un appello al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sulla vicenda del Porto Canale di Cagliari, in crisi da diversi anni e per il quale recentemente è stata raggiunta un'intesa tra Contiship, sindacati e Ministero del Lavoro per la cassa integrazione per i 207 lavoratori della CCT. Lo ha lanciato con una lettera aperta il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. In particolare il primo cittadino chiede lo sblocco del vincolo paesaggistico sulla spiaggia che ormai, sottolinea, è stata sostituita da moli e banchine. A oggi, scrive il primo cittadino del capoluogo sardo, il Ministero dei Beni Culturali non ha ancora ritenuto di dover agire. Segnalo purtroppo che il succitato vincolo comporta un notevole aggravio di costi e tempi, 3 anni a fronte di 120 giorni previsti per legge, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali propedeutiche per qualsiasi intervento strutturale. Ci sono più di 100 milioni di euro di investimenti per la cantieristica navale del porto industriale che non possono essere utilizzati a causa del vincolo. Così è difficile fare sviluppo, sottolinea il sindaco Truzzu. Anche la riqualificazione del porto storico non può prescindere dal trasferimento dei traffici commerciali e passeggeri al porto canale. Il sindaco Truzzu interviene anche sulla questione della zona economica speciale. È da più di un anno sul tavolo dei ministeri competenti. Se partisse il progetto con l'accoglimento positivo da parte della Presidenza del Consiglio, avremmo grandi benefici per tutto il territorio. Si attrarrebbero nuovi operatori, ci sarebbero insediamenti produttivi diversificati, svilupperemmo un ecosistema nel quale a giovarne sarebbero molti ragazzi che avrebbero salari in linea con i grandi professionisti che già operano in Europa, in regimi meno vincolistici e certamente più convenienti. Sono certo che le questioni poste abbiano un'intrinseca validità e in qualità di sindaco di Cagliari e della città metropolitana le chiedo di fare i 2 passi decisivi per garantire un futuro di benessere e sviluppo per tutta la nostra isola, conclude il sindaco Truzzu.